Buonasera a tutti ragazzi, come sempre stavolta le cose si stanno mettendo veramente male. Quindi coronavirus, ultime notizie, 450 persone chiuse in ospedale, quindi questo lo dice il Corriere della Sera ragazzi, quindi andiamo a vedere che cosa dicono qua, non si capisce più nulla davveramente. Addirittura due morti e 60 contagi ragazzi in Italia, quindi due morti e 60 contagiati, quindi quello che si, anzi quello che non si credeva è successo, quindi pensavamo di essere forti su questa cosa, ma purtroppo ragazzi non è stata così. Avevamo sempre detto che erano pochi, erano pochi, erano pochi e poi è arrivato questo boom. In effetti Milano 60 persone sono contagiate, due già sono morti, quindi non credo che le notizie siano tutte buone, ragazzi. Quindi diciamo che voglio chiudere anche le scuole, quindi Carlo Signorelli dice è giusto chiudere scuole e uffici nelle zone del focolaio. Quindi avevo letto che volevano chiudere certe parti di Milano, Veneto e anche Friuli Venezia e Giulia. Quindi diciamo che si sta un po' allargando la situazione, quindi si mette molto molto male. Quindi diciamo che dicono che si poteva evitare. Ciao Vittorio, anche il cellulare mio c'ha il coronavirus, quindi boom di vendita di mascherine a Milano in Lombardia, quindi c'è stato, e ci credo pure che tutti questi virus che sono arrivati, pure il cellulare mio adesso diciamo è come impazzito, vabbè ci avrà il virus pure lui, quindi avrà preso anche lui il coronavirus, non lo so. Quindi tutti quanti a comprare queste mascherine, diciamo in farmacia, adesso è diventato verde, quindi stiamo proprio a Visitors, quindi davvero questo schermo sta impazzendo veramente. Avevo provato a fare la diretta così, però questo cellulare davvero sta impazzendo ultimamente. Quindi comunque la voce la sentite, quindi diciamo che ragazzi le cose si sono messe male, quindi diciamo che dalle ultime notizie le cose non stanno bene, quindi ho letto tutte queste cose qua, anche se come dico sempre cercano sempre di chiuderci la bocca, in effetti ragazzi, anche per questo a volte non sto facendo più queste notizie proprio per questo motivo qua. Quindi ogni volta che provo a fare, diciamo, aggiornamenti sul coronavirus, puntualmente mi tolgono questa, diciamo, notizia in effetti. Quindi non lo so, ma funziona così, ragazzi. Quindi cercano di non far sapere le cose alle persone. E così purtroppo non lo so. Certe persone lo possono fare, certe no. Quindi anche qui ci vogliono i santi in paradiso. Quindi diciamo che le notizie principali sono queste qua di Milano, due morti in Italia, uffici e servizi aperti ma devono chiudere, dicono, quindi questo a Milano. Poi Lombardia, dipendente in contatto col paziente 1, quindi le notizie ragazzi sono tantissime. Quindi speriamo che non si allarghi a macchia d'olio perché eh, coronavirus, donna morta in Lombardia, 27 casi di contagio, questo 11 ore fa. Quindi diciamo che tutti gli articoli coronavirus a Milano, il primo caso a San Raffaele. Coronavirus, treni fermi per ora a Lecce e Milano. Scuole chiuse per il coronavirus. Ecco diciamo, l'elenco dei comuni. Però poi non lo dicono, quindi lo scrivono solo e poi vediamo cosa di due virus per l'ora. Questo qua ha un uomo di 78 anni, questo qua che è morto. Poi secondo contagio, diciamo proprio che stanno proprio aumentando. Allora, insufficiente aree individuate per quarantena.
Coronavirus, ecco la struttura di Milano per la quarantena, quindi voglio scegliere una parte dove mandare tutti questi qua, diciamo. Coronavirus, sindaco Sala, sospesi da lavoro dipendente zone infette. In Lombardia sono 10 comuni dell'Odigiani in isolamento, quindi ragazzi, coronavirus proporremo a Sala misure per Milano, quindi come potete ben vedere ragazzi la situazione diciamo è scappata di mano, diciamo così che è meglio va. Quindi diciamo che ci stanno 2 morti e 60 contagiati a Milano. In Veneto sono 12 contagiati, quindi già sono 72 contagiati in Italia più 2 morti. Quindi ciao Antorino, c'ho pure io lo schermo impazzito, verde, giallo, virus, non si capisce più nulla, manca a me. Quindi c'ho il virus pure io al cellulare. Quindi diciamo ragazzi che la situazione non è delle migliori, quindi diciamo che la situazione si sta aggravando, quindi adesso passerà la fobia per tutti sti cinesi e tutte queste cose, ma è una cosa normalissima. Quindi sono notizie che arrivano da tutti i lati, quindi diciamo che davvero coronavirus, le precauzioni della Chiesa a Piacente, niente comunione in bocca, fammi leggere qua oramai, e scambio della pace, pensate un po' che addirittura adesso evitare in Chiesa non si potrà più scambiare per un segno di pace, quindi non si può fare più. Quindi il coronavirus è arrivato a fare pure questo, quindi davvero non si capisce nulla. Quindi poi andiamo a vedere che cosa dicono, ma davvero è un casino proprio. Vediamo questo qua. Coronavirus, donna con sintomi ricoverata a Piacenza, quindi stiamo proprio messi maluccio ragazzi, quindi qua in tutta Italia pare che pure qua diciamo da me addirittura c'è stato uno mi pare che così che era diciamo infetto, poi non si è saputo più nulla a finale, non sappiamo se questo è stato chiuso l'ospedale di Cava dei Tirreni, però a finale non si sa se sia vero oppure no, quindi vi direi una bugia, non lo so, però dicono così. Poi vi dico una bugia, ragazzi. Quindi queste sono le ultime, diciamo, informazioni per quanto riguarda il coronavirus. Dalla Cina non arrivano più di tanto le notizie, ragazzi. Quindi si sono chiusi, diciamo, un po' a riccio e quindi stiamo proprio inguaiati. Quindi secondo me là ci stanno ma un sacco di morti veramente. Lì secondo me davvero non si contano. Pensate, sono scomparse 3 persone perché divulgavano informazioni, diciamo, dalla Cina, quindi erano 2 di YouTube, mi pare un blogger pure. Sono improvvisamente scomparsi queste persone. Guardate un poco, queste erano delle persone che aggiornavano il mondo della situazione che ci stava a Wuhan, quindi pensate un po' che come agiscono da quelle parti, quindi coronavirus, vediamo Cina che cosa ci dice. Allora, coronavirus, OMS preoccupa il numero di casi fuori dalla Cina. Coronavirus a Roma predisposti 700 posti letto. Situazione grave, vabbè, ma questa qua già lo sapevamo. Quindi, coronavirus, fabbriche ferme in Cina, 100 tonnellate di emissioni in meno. Quindi diciamo che ragazzi, ovunque andiamo ci sta sto corona. Vabbè ragazzi, vi lascio perché il cellulare oramai è impazzito, quindi sarebbe assurdo continuare così perché davvero sale e scendi, mi è avuto mal di testa a botta di guardare sto coso, lo butto giù sto cellulare e basta. Vabbè, sì sì Amelia, vabbè, ci sentiamo più tardi ragazzi, quindi vedrò di resettare sto cellulare che c'ha un virus, non lo so, è impazzito pure lui. Vedremo se riesco a resettarlo un'altra volta perché secondo me
o è morto proprio o è impazzito. Vabbè, ragazzi, buonanotte a tutti e ci sentiamo più tardi oppure domani.